troviamo nelle terre del Raboso, precisamente a Rai di San Polo di Piave. Siamo ospiti della cantina Cadiraio, perché qui sotto alla Bellussera, questo particolare storico impianto viticolo, si sta tenendo un evento di cui vi racconteremo i particolari, un evento dedicato ai conferitori delle uve di questa cantina. Seguiteci. Ecco, quella che vedete alle nostre spalle e qui sopra di noi è un po' la storia di questo posto, ma il futuro è rappresentato da giovani come Simone Cecchetto e i suoi fratelli, che insomma hanno dato vita a questa realtà. Cadiraio, questa serata tutta dedicata ai conferitori, perché siete una grande famiglia, una famiglia allargata, terra di Raboso, ma non solo, Simone. Assolutamente sì, aggiungerei una cosa: siamo nella terra del Raboso, quindi vitigno autoctono con una forma di allevamento autoctona, qual è la Bellussera. Noi l'abbiamo ribattezzata la nostra Cattedrale Verde. Questo è un momento unico che da diversi anni celebriamo, un momento per condividere le gioie e soprattutto guardare il futuro con i conferitori di Veneto e Friuli. E questa sera abbiamo oltre 150 conferitori, oltre alle associazioni di categoria, il mondo della finanza e i molteplici attori che rappresentano la nostra azienda. Ecco, so che volete anche questa sera dare un riconoscimento a chi è con voi da tanto tempo. Assolutamente sì, è un dovere per noi coinvolgere i nostri conferitori che da anni ci aiutano e ci conferiscono le uve. Quindi abbiamo pensato di istituire dei premi, uno al conferitore diciamo più longevo, che va alla famiglia Bruniera, poi abbiamo al più giovane conferitore che si chiama Nicolò de Messier, al più giovane conferitore bio che è Enrico Giacuzzo, e poi alla famiglia Cancian che ha salvaguardato assieme a noi questa forma di allevamento unica. Allora, Verde a Nord-Est, allora non per peccare di presunzione, però siamo stati fra i primi a vedere Lungo, perché devo dire che insomma la stoffa della famiglia Cecchetto l'avevamo intuita ormai forse più di 10 anni fa. Da quant'è che ci conosciamo? 15 anni fa. Insomma, questa realtà che davvero è cresciuta tanto nel tempo. Assolutamente sì, oggi mi ricordo le prime interviste che facevamo qui in mezzo ai vigneti, dove facevamo già degli eventi molto particolari. Oggi Cadiraio è un gruppo che rappresenta più aziende, Cadiraio, Aganis, Terre di Rai, in due territori, il Veneto e il Friuli, un gruppo che oggi fattura oltre 50 milioni di euro, esporta in 60 paesi, ha 160 ettari di vigneto in conduzione e vinifichiamo più di 200.000 quintali di uva. Ecco, numeri che parlano da soli. Grazie Simone Cecchetto. A voi. Grazie. Io sono l'unica senza calice, ma poi recuperiamo. Sono insieme ai conferitori storici di Cadiraio, che insieme proprio a questa cantina hanno contribuito a far sì che questo impianto, questo allevamento alla Bellussera continuasse. Allora, i vostri nomi sono? Stella, Cancian, Luisa e Riccardo. Immagino fratelli? Io sono la numero 1. La numero 1. La numero 3. La numero 3 e tu, quindi numero 2. No, il 5 in realtà. Caspita, la famiglia è super numerosa qui. Assolutamente però sì. vogliamo Tante persone per lavorare la Bellussi, ragazzi. Esatto, però vogliamo dare anche un po' di merito al papà che ha tenuto duro. Assolutamente sì, la Bellussera è il nostro tipo di allevamento del vino, per cui sì, papà ha continuato l'impianto che c'era, che hanno messo con il padre, eccetera, e noi vorremmo continuare su questa strada, assolutamente. Mi spiega velocemente com'è fatta questa Bellussera? Poi lo vediamo, lo intuiamo. Sì, insomma, esatto, basta alzare lo sguardo, sì, è alta, per cui non ha problemi. Almeno 2,5 metri, mi sembra, Sì, forse anche sì, di più. sì, al palo sì, per andare a 4 metri poi alla cima. Molto distanziata, vedo. Sì, ha molti meno problemi in quanto gelate primaverili, ha tanti vantaggi, è una chioma più prospera. E tra i conferitori di Cadiraio c'è anche Enrico Giacuzzo dell'azienda BioG. Ho detto bene, sì. Di dove siete esattamente? Abbiamo 2 unità produttive, una qua a Rai di San Polo e una a Gaiarine. Siete conferitori da circa un anno, se non ho capito male. Sì.
E fate anche biologico. Sì, esatto, è da un anno che conferiamo e facciamo biologico. Che tipo di vitigni coltivate? La maggior parte è Prosecco, poi abbiamo anche Pinot grigio e Pinot nero. Enrico, come mai avete fatto la scelta di coltivare le vostre viti non in maniera tradizionale ma in maniera biologica? Per un discorso di sostenibilità e tutela per l'ambiente e anche perché insomma, il mondo sta andando avanti in quella direzione. La cantina Cadiraio crede nei giovani e vuole investire nella loro formazione e questa sera ha donato un sostanzioso assegno alla scuola enologica Cerletti di Conegliano e noi siamo qui insieme al professor Enrico Sgorlone che ha ricevuto questo assegno e gli chiediamo in che modo investirete queste risorse, professore. Buonasera, ringrazio ancora Cadiraio per questa sensibilità per niente scontata e pensavamo come Istituto Cerletti di investire questa ingente somma in realtà in una aula dinamica per un apprendimento cooperativo. Un'aula dinamica vuol dire disporre in modo non tradizionale l'aula con il supporto però di tecnologie, rendere più efficace e più efficiente alla fin fine l'apprendimento di studenti, di tutti e soprattutto di chi può avere delle fragilità e questo integrarlo anche su un aspetto un po' più pratico partendo dal fatto che siamo un istituto agrario e quindi che formiamo dei giovani professionisti in campo agricolo, in campo viticolo e enologico. Qui questa sera a Cadiraio anche Federico Caner, assessore all'agricoltura e al turismo della regione del Veneto. Allora assessore, c'è tutto in questa azienda perché c'è viticoltura, c'è un prodotto che ci invidiano nel mondo, ma c'è anche promozione del territorio. Sì, innanzitutto io desidero ringraziare la famiglia Cecchetto proprio per il lavoro che fa sul territorio, non solo dal punto di vista agricolo, vitivinicolo, ma anche appunto per la capacità che ha di investire nei giovani, perché oggi ci sono molti giovani conferitori in questa azienda under 40 anni e poi anche per il lavoro che fa nel mettere insieme il mondo agricolo con l'esperienza turistica. Molti sono i turisti che vengono in questa area e in questa azienda per vivere un'esperienza particolare, basta vedere insomma dove siamo qui questa sera sotto la Bellussera, quindi un sistema di coltivazione tipico della vite che ci riporta a molti anni fa e che fa parte degli usi, costumi e tradizioni di questa terra. Quindi grazie a loro per il grande lavoro che fanno, per crederci anche sulla qualità del prodotto che continuano a offrire, grazie anche al sapiente lavoro di tutti questi conferitori che questa sera sono a cena. Chiudiamo qui da Cadiraio insieme al sindaco di San Polo di Piave, diamo il benvenuto a Nicola Fantuzzi. Allora sindaco, grazie. Cosa significa per un territorio come questo, come il vostro, poter avere una realtà vitivinicola come questa della famiglia Cecchetto? Beh, sicuramente è un grande valore aggiunto. Noi tra l'altro siamo un piccolo comune di 4.900 abitanti circa, ma siamo il comune con la superficie vitata più ampia in tutta la provincia di Treviso, quindi diciamo a maggior ragione avere anche delle aziende che sanno valorizzare questo territorio in questa maniera, dando questo lustro, è sicuramente un vantaggio per noi amministratori. Motore del territorio, questa azienda insomma che fa promozione ma insomma che fa anche economia. Certo, sicuramente il giro enogastronomico anche che si crea attorno al mondo del vino e grazie a questo tipo di aziende è davvero importante, non solo appunto per il comune di San Polo di Piave ma proprio per tutta la provincia e per tutto l'indotto di quella che è la grande DOC Prosecco che in questo momento come dicevo prima nell'intervento iniziale è proprio vista da tutto il mondo come un fiore all'occhiello e anche invidiata a volte. E con le parole del sindaco di San Polo di Piave noi qui da Cadiraio vi salutiamo, la linea torna allo studio.